Il presidente Mattarella torna sui valori dell'Europa democratica e pacifica. Non rinunciamo a costruire un'unione giusta, dice alla commemorazione della battaglia di Monte Cassino. L'Europa è la migliore idea che abbiamo avuto, afferma. Nadia Zikowski. Coloro che qui combatterono e caddero lo fecero per liberare l'Italia dal nazifascismo e per rendere possibile la nascita di una nuova Europa, un'Europa della libertà, contrapposta a quell'Europa della prevaricazione e degli orrori. Con il presidente polacco Duda, Mattarella ricorda i 75 anni dalla fine della battaglia di Monte Cassino, nel cimitero nel quale sono sepolti oltre 1000 soldati polacchi caduti. Per la vostra libertà, si legge nella stele del Sacrario, testimonianza, dice Mattarella, dell'amicizia fra i nostri popoli, da lì in poi uniti. Quella che avete contribuito a costruire è un'Europa finalmente democratica e pacifica, nella quale ogni cittadino può dispiegare la propria azione con libertà. Indimenticabili le sofferenze patite dalle popolazioni locali, le ricorda il capo dello Stato, un prezzo altissimo che non risparmiò nemmeno l'inutile distruzione dell'abbazia di Monte Cassino. Memoria e riferimento della nostra Europa, insiste anche oggi il capo dello Stato ad una settimana dal voto, reiterando ancora l'invito alla partecipazione, un'Europa che è la migliore idea che abbiamo mai avuto, che non deve rinunciare ad essere sempre più inclusiva e giusta. In